Non in quel senso. No, perché credo che il rapporto costante con l'artista sia proprio uno scambio di informazioni, no? Che fa crescere sia l'artista che la... Quindi io ho sempre visto il gruppo non come una contaminazione di aspetti tecnici o dei soggetti o delle argomentazioni da trattare, ma come proprio uno scambio, no, di informazioni a livello anche emotivo. Perché... Però Giuseppe, io vorrei far notare una cosa, che è un po' come la questione di Dio che è morto e nessuno gli fa il funerale. La pittura non è mai morta, lo dico da appassionato di pittura italiana negli anni 50. Cioè, i problemi che tu poni dei giovani che hanno voglia di impegnarsi in una maniera differente con il colore, con la materia, non la trovo una novità straordinaria, la trovo conseguenziale a un certo periodo storico, nel senso che i pittori ci sono sempre stati. È più corretto forse quello che ha detto nel libro Ivan, chi l'ha letto, cioè che a un certo punto si è data attenzione nella pittura, nella figurazione, a un imperialismo un po' sterile che negli ultimi anni ha prevaricato su, se vuoi, anche dei motivi di stupore che uno deve avere quando dipinge, ma lo dico anche per colpa mia, nel senso di artisti che anch'io ho frequentato e magari ho presentato. C'è stata a un certo punto l'idea che se tu sapevi dipingere bene con delle tecniche antiche, allora questo bastava per essere un pittore. Questo è una grande bugia degli ultimi, ma che parte già da Andigoni, che forse parte ancora prima da De Chirico, che ha tentato di riprendere in mano certe cose. Secondo me è molto più interessante il fatto che delle persone della nostra età, un po' più giovane, abbiano messo in crisi, come sempre dovrebbe essere, quello che è stato fatto prima da gente che adesso ha 50 anni in termini curatoriali, tanto è vero che anche il curatore non è più lo stesso, cioè la figura di Bonito Oliva, di Celant, anzi di Celant no, ma di un Bonito Oliva, di uno Sgarbi non esiste più da noi, non c'è più il critico protagonista che deve prevaricare sugli artisti. Mi sembra che stia passando un concetto differente, io sposto totalmente, che il critico deve fare un passo indietro rispetto all'artista, deve metterlo nella condizione di esprimersi al meglio. Quindi stanno cambiando, per fortuna, dopo la buffata che abbiamo avuto di gente che aveva la necessità di avere il nome in copertina, sul retrocopertina, sulla prima pagina, sulla seconda, perché curava una mostra. È cambiato il modo di intendere anche il gruppo, finalmente si è tornati magari a dialogare un po' di più, e questo anche grazie a internet, quindi Google, Facebook, Twitter. Io mi ricordo di alcuni di voi che erano già su MySpace Turner o Coronari, non mi ricordo mai come si dice, aveva una pagina con tanta musica. Ecco, allora questi sono gli elementi secondo me che qui sono caratterizzanti, più sul fatto che si è tornato a un certo tipo di pittura che secondo me, personalmente però, non è sempre una pittura straordinaria, tra l'altro, o per certi versi manchevole in alcuni nel disegno, in altri straordinaria. Quindi c'è questa continuità, se vuoi, con la salvaguardia che non citavo a caso, e che credo che anche Ivan nello scegliere l'editore, il formato del libro non ha fatto a caso, perché non è stupido, e quindi per cui ecco, queste secondo me sono i punti salienti, questa capacità di utilizzare anche tecniche nuove, Google, che mi sembra che tu lo dici benissimo, la musica, questo è un altro fatto. Se tu parli con artisti di altre generazioni, ti parlano di Bach, ti parlano, qui non si parla neanche più di punk perché è superato, si parla di una musica trasversale, forse che si mette in mezzo, come diceva Pickett. Quindi questo secondo me è la novità e l'interesse di questo gruppo. E questa cosa di internet comunque è vera, anche perché devi pensare che proprio anagraficamente siamo io e Giuseppe, forse Vanni, siamo l'ultima generazione analogica e forse la prima digitale, e quelli più giovani sono proprio dentro, immersi nello spirito digitale dell'epoca. È proprio la comunicazione e l'approccio antropologico che diventa diverso, diventa più orizzontale, però rimane l'esperienza del vissuto, perché nel vissuto, io penso che nella frequentazione, non so, penso a Andrea e Giuseppe come si sono conosciuti e quanto hanno condiviso insieme di vita, pezzi di vita che si traducono poi in lavoro assieme. Lo stesso è capitato a me con gli artisti, e questo scambio reciproco che non è più gerarchico, è orizzontale, non c'è più un critico che ha dei diktat, ma c'è uno scambio dove ovviamente succedono delle cose, c'è un'osmosi cellulare
particolare tra il critico e coloro che segue. Allora, il critico segue. Sono cambiati anche i riferimenti cinematografici tra l'altro. no, io volevo dire una cosa, ad esempio, a proposito di internet, Giuseppe Veneziano mi ha chiesto l'amicizia su Facebook e io gliel'ho negata. No, scherzo, in realtà io scrivo a penna, non ho un computer, penso che proprio sia fondamentale internet, però purché, come non so, se pensate alle piramidi egiziane, che sono dei capolavori, ci vuole qualcuno che sposti i massi e io non voglio essere quello che sposta il masso. Ragion per cui mi avvalgo di persone che a loro volta si avvalgono di altre persone esperte di internet per avere delle informazioni. Le informazioni sono assolutamente contaminate, ma anche in negativo. Io ho visto delle cose su Wikipedia che sono assolutamente dei falsi assoluti, però il falso ha anche un suo fascino se tu riesci a scoprire il vero. Forse non è neanche più questione, è chiaro che dico una cosa che ti farà orrore, da studioso ovviamente, non è neanche più questione di ciò che è vero e ciò che è falso, in questo senso per un creatore di cose, quindi uno scrittore come un pittore, non è il discernimento su No, è ciò la che è vero e suggestione, falso. forse, Esatto, no? è quello che tu scegli, quello che ti piace, è come se fossi in una vetrina immensa. Poi è chiaro che magari qualcuno sceglie pensando che siano vere cose false, però il pittore può permettersi di scegliere il falso. Assolutamente giusto, ma è la linea dell'ultimo libro anche di Eco, se vuoi, poi da Wikipedia poi parte anche Eco. Ma questo è meraviglioso. C'è un aneddoto bellino che raccontava l'altra settimana, non mi ricordo su quale giornale, il direttore del Florian di Venezia. Diceva che quando Matta e De Chirico si sono incontrati nel suo locale, una Venezia meravigliosa, probabilmente dove suonava la pianola, c'erano tutti gli artisti, Matta va da De Chirico si presenta e dice piacere De Chirico, e lui risponde, Matta, che era una persona molto ironica, risponde quello vero o quello falso, proprio perché su De Chirico c'è tutta la polemica dei quadri che lui ha riconosciuti buoni e che lui alimentava. Ma il gioco dell'artista deve essere proprio quello di creare un cortocircuito tra la tua verità, la realtà, che è un'altra cosa, e la sua verità, la sua realtà, perché altrimenti giochiamo a fare delle cose. Infatti questo aspetto qui è un elemento presente proprio perché internet quotidianamente ti dà la possibilità di accedere a delle immagini, no, che sono antiche, nuove, futuristiche, no? Cioè nel senso c'è la possibilità, come dice lui, che spesso faccio anche nei miei quadri, di creare dei cortocircuiti impossibili, no? Cioè far dialogare dei mondi che magari prima nessuno immaginava che potessero avere delle cose in comune. Quindi la possibilità di creare dei cortocircuiti mentali, quindi di creare dei paradossi, secondo me apre delle nuove porte di riflessione, di analisi, no? Del nostro tempo ma anche del passato. Tanto è vero che nella mia piccola esperienza a Legnano, ogni volta che qualcuno da me si aspettava una mostra storica, io ci cacciavo dietro gente come Carol Rama, come Paladino. Quello che interessa secondo me oggi, ed è un discorso che secondo me sta penetrando anche tra i critici o curatori, che poi è la stessa roba, è quello che siamo un po' stufi di barriere, siamo un po' stufi di dover combattere su barricate che poi non sono nostre. Insomma, la guerra che c'è stata negli anni passati tra una cultura di destra e di sinistra nell'arte, tra il concettuale e il pittore, secondo me oggi hanno stufato. Francamente bisognerebbe iniziare a lavorare su qualcosa che ha qualcosa da dire, perlomeno per un critico che le deve esporre. Per cui io non avrei nessun imbarazzo a fare una mostra di Antonio Lopez Garcia e di fianco metterci, che ne so, Torres, piuttosto che un concettuale che ha qualcosa da dire, o il Viola, o Viola come vuole essere chiamato. Quindi la bellezza di un movimento come questo, che riesce a passare dal decorativo, che tra l'altro, attenzione, anche sul decorativo, anche su tutto il passaggio, la decorazione è fondamentale. Rodin, che è un genio assoluto, e dopo Michelangelo quello che ha cambiato la scultura moderna,
parte proprio dalla decorazione, e decorare deriva da condecoro, che vuol dire preziosire. Quindi la decorazione, se ben utilizzata, è un vantaggio perché arriva di più la gente. Non a caso un grande come Picasso aveva visto come ad Albissola facevano le ceramiche, i Sasso, Fontana, i Brugini, tutti gli altri, e cosa fa? Le fa industriali. Quindi rende pop un concetto che per gli altri era di pezzo unico e lo fa diventare seriale. Anche in questo caso, quindi, la cultura folk di cui si parla potrebbe essere proprio quella di andare incontro alle persone senza però cioè, il mio problema essenzialmente è che una cultura che tende sempre verso il basso ci ha portato poi a uomini e donne, dove le persone, non perché mi faccia schifo, ma perché non sanno più dialogare. Cioè, ormai tu vai in posta e ti gridano contro, vai dal panettiere e la gente grida, ma perché la cultura della televisione, una cultura postmoderna, ha tolto i freni inibitori, ognuno pensa di essere assoluto e quindi di dover difendere a spada tratta un'opinione, un gesto. Non è così. Il bello di un gruppo, di un movimento culturale invece è condividere, ma soprattutto arricchirsi col dialogo. A me è capitato una volta di chiedere a un critico giovane di scrivere per un catalogo, di curare come una mostra. Questo qua invece di fare i suoi testi ha preso un po' copiato i miei, che non aveva senso, non è che doveva farmi piacere, far vedere che lui mi leggeva, non ha senso. Io preferisco lavorare con una persona come Ivan, noi non abbiamo mai fatto niente insieme perché non c'è stata mai l'occasione, ma con cui ci si trova su punti di contatto, visto che c'è in sala di Pietro Antonio, che probabilmente da me è a 1000 miglia di distanza, ma su carro ramo dentro un terreno comune. Quindi se vuole le nuove frontiere, che possono essere quelle d'Italia Micro, sono proprio quelle di iniziare a cercare una condivisione di linguaggi, di metodi, con persone che sono a distanza, perché così probabilmente uscirà una nuova cultura, un gruppo davvero, che potrebbe portare prossimamente, sarà bellissimo fra qualche anno vedere in che lingua parleremo, perché con i cinesi, gli inglesi, i tedeschi, gli albanesi, i tunisini, si vedrà che cosa ne uscirà fuori. Questo che secondo me è molto interessante anche in questo momento. C'è anche un'altra cosa su questo tema, cioè c'è anche un po' l'idea che sia a termine il fatto che l'arte sia un tempio sacro, quella cosa assolutamente distante, intoccabile per pochissimi spiriti eletti. Penso invece che si stia diffondendo un'idea che io credo che la pop art non avesse diffuso in questa maniera, perché aveva ancora un'idea alta dell'arte. La nuova pop, quella che se vogliamo dagli anni '80, poi con il postmoderno fino ad oggi, con l'età di internet si è diffusa, è invece un'arte che abbatte il tempio per lasciare entrare chiunque. Questo aspetto, che chiaramente non ha un piacere per i mercanti, non è piacevole, perché si vuole che invece ancora l'arte sia un gioiello per pochi, questo aspetto attraverso la cultura che si sta diffondendo, cioè quella orizzontale, io credo che sia destinato a cambiare. Certo, magari esisteranno ancora delle elite, delle espressioni d'elite, però certamente alla base andrà diffondendosi qualche cosa di più aperto, e questa cosa qua non mi interessa incoraggiare questa cosa, la osservo, vedo che l'arte si sta aprendo e forse sta anche aumentando il numero dei curiosi. Fino a qualche anno fa l'arte era una cosa assolutamente per poche persone che se ne interessavano, e quindi questo aspetto qua è un altro aspetto di questa generazione, e credo che ancora una volta internet sia responsabile di questa diffusione di informazioni. Sempre Giacomo Spazio, in questo manuale di controcultura grafica che citavo, dice che in fondo viviamo in un mondo copia e incolla, e dice anche un'altra frase molto bella: l'arte è una mappa senza territorio dove le idee una volta pronunciate sono di tutti. Se una volta che esprimiamo un'idea attraverso l'arte, questa appartiene a tutti, è inevitabile che apparterrà a tutti anche a livelli che sono quello commerciale, che sono quello dell'apprendimento culturale, e quindi non si tratta soltanto di... è come i grandi capolavori che oramai conosciamo al mondo, quelli più pop di tutti, da Guernica di Picasso alle Marilyn
gli Andy Warhol appartengono a tutti veramente, perché sono entrati nella cultura di tutti. Ora anche l'arte che non è arrivata a questo livello di fama può appartenere a tutti, si tratta solamente di aprire anche a un livello che non è solo più quello della conoscenza pop, no? Quella delle masse che fanno la fila davanti ai palazzi reali o ai musei, e quindi è un aspetto che io trovo nuovo, che forse non c'era nel postmoderno degli anni '80. Io volevo ricordare una cosa, stavo parlando prima, cioè hai citato Alessandro Riva. Alessandro Riva è un mio carissimo amico che ha avuto una brutta vicenda giudiziaria, lui è assolutamente innocente di un'accusa veramente infamante, ciò nonostante non si è dato per vinto e sono sicuro che ne uscirà, lo sappiamo tutti, totalmente pulito, nessuno di noi ha mai dubitato della sua innocenza, ma non si è dato per vinto e ha creato un alter ego, adesso si direbbe avatar, che ha il nome, come si chiama? Felipe Cardenas. No, Felipe. Allora, e io ho presentato la mostra di Felipe a Cattolica, in uno spazio culturale della città romagnola. Ovviamente Felipe non esiste, quindi non poteva esserci. Abbiamo preso un attore locale che aveva una vaga così fisionomia da gaucho, che poteva essere Felipe, e l'ho intervistato, se non che questo non parlava spagnolo ma parlava con accento romagnolo. Allora ho ovviato al fatto, essendomene accorto 3 minuti prima che ci fosse la presentazione, e dico: allora tu fai così, tutto questo impumatato, no, da cosa, parlami nell'orecchio. E io ho spiegato, me lo sono inventato sul momento, che Felipe era molto timido e che quindi parlava solo con me nell'orecchio, io poi traducevo dallo spagnolo. Io credo che l'attore, l'improvvisazione, il gioco e persino la disgrazia nel quale è incappato Alessandro facessero parte della sua opera d'arte. No, tra l'altro lui Che tra l'altro sono collage, quindi è giusto che le cose... Però Felipe vive perché è su Facebook. E tra l'altro l'altro caso che potevi fare era mettere delle S a fine parola, come facevo in Messico, che parli Quello hai capito, non è... cioè... Prima lo citavamo anche ieri in un'altra conferenza all'auditorium di un altro spazio, e è un nome che ritorna perché effettivamente sulla contaminazione della pittura è stato tra i primi, insomma, fece questa mostra al PAC sui generis, che fu una delle prime che io vidi di contemporanea, e mi colpì moltissimo perché finalmente vedevo i romanzi Urania, i gialli Mondadori, vedevo i fumetti della Marvel tridimensionali o bidimensionali nella pittura prendere corpo in un tempio dell'arte contemporanea. Quindi effettivamente il lavoro di Alessandro Riva rivive in qualche modo in Italia New Bro, con forse l'eccezione che quando lui ha iniziato a lavorare internet non era ancora così diffuso, perché poi la diffusione commerciale di internet è intorno al 92, quindi questo diciamo che potrebbe essere sui generis 2.0. Ci sono delle differenze perché lui amava molto anche i pittori di mimesi, io non li amo, nel senso che la riproduzione della realtà non mi interessa, invece lo scempio della realtà o la ricostruzione della realtà ha un suo interesse. Io adesso controllo l'ora perché non so se siamo no, abbiamo ancora qualche minuto. Un'altra fonte fondamentale per Guaroni, e l'ho beccato in 2 o 3 occasioni, è Battiato, perché a un certo punto sesso e castità, scusate le parole, però è bello perché poi lui fa sempre questo lavoro parla sempre di basso, poi va a prendersi tutti gli autori che vuole, parla di buddismo, di spiritualità, perché ha messo, che forse è quello che oggi dovrebbero fare ancora di più i curatori, ha messo dentro la sua esperienza personale, le proprie idee personali nella ricerca, secondo me, di un mood o di un sistema linguistico, e questo ti va dato avanti. Comunque il libro è bellissimo davvero. No, ma quello che voglio dire io, che magari in queste opere si dà
magari uno può credere che ci sia una certa superficialità, no? Nel trattare alcune immagini, nelle utilizzarle, nel farle interagire. In realtà non è così, cioè, l'uso dell'immagine poi rimanda sempre a delle argomentazioni, no? Che hanno a che fare sempre con l'umano, no? Con il dramma, con l'ironia, e quindi diciamo che questo aspetto, no? Della pittura, che non è cioè nel senso che l'artista giovane oppure l'artista dell'Italian Hublot sacrifica, secondo me, un certo virtuosismo pittorico proprio per essere più immediato e più comunicativo. Questo è anche vero. C'è anche un altro aspetto di cui io parlo all'inizio del libro, che è quello dell'atteggiamento, dell'attitudine, no? Di questi artisti. Io trovo che ci sia una vena molto energetica, anche quando si trattano tematiche oscure. L'atteggiamento, che tu citavi la parola sexy, che io ho mutuato questa idea dell'atteggiamento energetico, erotico, sexy, vitalistico, da un altro interessante agitatore culturale che è Franco Bolelli, che io cito spesso perché lui ha scritto un libro bellissimo che si chiama Cartesio non balla, sulla superiorità della cultura pop, e in lui c'è sempre questo ritorno della cultura come fatto energetico. Lui è un grande appassionato di Nietzsche, però parla del giocatore di basket Kobe Bryant, dei film di Bruce Lee, di Tarantino, e questa è cultura che però parla energeticamente, ci fa battere il cuore. Ecco perché io ho preferito Andrea Pinquez piuttosto che non ho niente contro ad Alessandro Baricco, perché Baricco magari non mi fa battere il cuore, anche se mi sono piaciuti alcuni suoi libri, ma invece Pinquez non c'è paragone. No, però Baricco è più bravo. I suoi No, non ha avuto l'imbarazzo neanche della scelta. non c'era, no, ma adesso c'è anche un paio di cose buone, però mi piaceva l'idea di uno che racconta la strada, perché alla fine nei libri Andrea Pinquez racconta la strada, e nella pittura in qualche modo viene anche raccolta l'esperienza della strada in questo libro, e però anche l'esperienza salottiera. Queste due cose non devono più stare distanti, sono insieme, cioè non c'è più l'alto e il basso, e questa è la cosa interessante. Dobbiamo, come dice Veneziano, una volta ha scritto una frase in una delle sue più sceme, che l'artista non ha bisogno di ispirazione ma di erezione, e in questo ha colto assolutamente il punto, ha ragione. L'erezione è più importante dell'ispirazione, perché vuol dire che sei vivo. Quindi io mi auguro che questo genere continui, perché è un'espressione della vitalità. Lo dice anche Silvio, vabbè,